La mozzarella vallelata è dietetica e non fa ingrassare. Perché? Perché ora che arriva alla bocca è scaduta. Ma tu dimmi se uno normale mangia la mozzarella così, per piacere. Dimmi se la mangia così, dai. No, nel senso che la pubblicità ti aiuta in tutto, perché nel terzo millennio, noi cazzuti del terzo millennio, avremo tutte le cose più belle, la pubblicità, la tecnologia, le cose. Per esempio, anche i vecchietti saranno diversi. Sì, adesso non pigliamo per i fondelli anche i vecchietti, almeno questi risparmiamoli, che già ci pensa il governo, prendere per il culo. No, cosa fai? Ti metti a bere davanti alla gente? Non bevo. No, cosa fai? Sudo dentro. Vabbè. Dicevo, per esempio, tu hai presente come può essere un ospizio del terzo millennio? Perché sarà diverso, adesso si andrà in pensione tardi e i vecchietti del terzo millennio si va in pensione tardi e i vecchietti del terzo millennio saranno tutti fighi, cazzuti, fatti, anche gli uomini saranno fighi fuori e vecchi dentro, però giovani, pur essendo vecchi, hai capito? Stai dicendo? Sto dicendo che la chirurgia plastica aiuterà anche i maschi, hai capito? Come no? Di conseguenza tu ti aggiusti tutto, con tutti i pezzi ti fai nuovo. E mia mamma come si chiama? Ikea? No, non lo so come. Chiedo. Allora, noi facciamo vedere a Paolo come può essere. Ti faccio vedere come può essere l'ospizio del terzo millennio. Sei curioso di vedere com'è? Perché te sei quasi lì. Allora, questo è l'ospizio del terzo millennio. È il premiato ospizio. Ridendro scherzandro. No, quello lì è un manifesto pubblicitario fuori dall'ospizio. Poi c'è un nome, deve avere un nome. L'ospizio George Clooney. George Clooney, sì, intitolato George che Clooney. Se bevi un caffè ti cade un pianoforte in testa. Vabbè. Perché George Clooney? Perché è intitolato a un personaggio famoso che ha fatto la storia. Allora, tu sei il vecchietto. La proprietaria chi è? La Canalis? No, la Canalis non c'è ancora. Allora, come non c'è ancora? No, non c'è ancora. È una vita che lì ha... vabbè, non importa. Comunque tu fai il vecchietto, fai l'ospite dell'ospizio. Chiaro? Ecco, questo è l'ospizio del terzo millennio e lui ti facciamo vedere come. Facciamo un'intervista a questo vecchietto sperando che non dica fesserie. Spostati, cosa fai? Cosa c'è? Come cosa c'è? Hai messo i piedi sul letto. Cioè il letto è lì? Tatami! Tatami! Non to. No, tu tatami. Non to è tu tatami. Tu hai detto tu, non lo tatami, tu tatami. No, tu tatami, non lo so. Su, tu tatami. Tu tatami? Tutato? Futon! Pirla. Aridagli. Cos'è futon? Cosa vuol dire futon? Tatami è il letto giapponese, quello che si arrotola. In Giappone si arrotola il letto? Certo. Che porti fuori uno e dici, vieni che andiamo in Camporella, c'ho qui la mobilia. No, nel senso che l'arredamento dell'ospizio non è come quelli di adesso, tristi, con le verandine, con i geragnetti, queste sfigate. E questo qua è tutto trendy, è Jap, è minimalista. Quindi c'è il tatami, un giunco. Da dove è giunto il giunco? E lì un sasso, tutto nero, opaco e grigio. È lì dove ricoverano i daltonici.